Siamo a Follina, uno dei borghi più belli d'Italia, e una delle sue attrazioni principali è proprio l'abbazia. Ci troviamo nel suo chiostro e alle nostre spalle c'è una bellissima fontana al centro. L'abbazia è sorta prima dell'anno 1000 ad opera dei benedettini, i quali poi hanno anche nei secoli contribuito alla trasformazione del territorio, portando delle migliorie proprio nella vallata, la quale poi ha preso il nome di Valsana proprio per questo motivo. L'abbazia sorgeva in genere nelle vicinanze di montagna, ma anche all'incrocio con la pianura, proprio dove si trova Follina, e nella vicinanza dell'acqua, che sarà un po' il filo conduttore del percorso di oggi. Questa è la sorgente di Santa Scolastica, da dove prende inizio il fiume Follina. Si dice che sia uno dei più corti d'Italia perché dopo solo 1,3 chilometri si getta nel fiume Soligo. E la sorgente ha sempre acqua tutto l'anno, è una sorgente che prende alimentazione dalle montagne, quindi una sorgente carsica. Prima dell'arrivo dei monaci benedettini la sorgente era dedicata a delle divinità pagane, poi invece è stata dedicata appunto alla sorella di San Benedetto da Norcia, appunto Santa Scolastica. Da dietro all'abbazia, all'altezza del Capitello al Cristo, imbocchiamo il sentiero che corre parallelamente alla Fiadora. La Fiadora è un piccolo corso d'acqua che corre parallelamente al torrente Corin ed è un luogo davvero suggestivo e interessante dal punto di vista naturalistico. Qui lungo il torrente Corin possiamo a volte scorgere con un po' di fortuna il merlo acquaiolo, che è un piccolo uccellino tipico di questi torrenti a scorrimento veloce che si immerge, sta in apnea anche un minuto sott'acqua per andare a pescare tutti dei piccoli animaletti che popolano queste acque pulite, quindi larve di insetti, piccoli crostacei, degli animaletti che noi a volte peschiamo per far vedere anche ai bambini, alle scolaresche. E lui si nutre di tutti questi animaletti, assomiglia a un merlo ma non è parente, per questo il nome merlo acquaiolo, solo per la somiglianza, ed ha il petto, è scuro con tutto il petto bianco, molto veloce, sempre indaffarato, e nidifica poi sotto delle cascatelle d'acqua o dei tubi, sempre in luoghi riparati, con una specie di capanna fatta di muschio, un nido molto caratteristico. Sta a indicare proprio un torrente anche che ha comunque delle qualità ecologiche ancora buone. La Fiadora ha due sorgenti, la sorgente Madonna e la sorgente Fiadora che c'è qui alle mie spalle. L'acqua è stata convogliata all'inizio del XIII secolo dai monaci cistercensi per portare l'acqua all'abbazia e alimentare anche alcuni opifici. L'acqua che sgorga infatti nel chiostro dell'abbazia proviene proprio da qui, dall'acqua da questa sorgente. L'acqua passava sotto la chiesa, la leggenda vuole che passasse proprio sotto l'altare della chiesa e per questo era considerata un'acqua miracolosa, un'acqua benedetta, e i pellegrini che scendevano da Praderadego erano soliti fare una tappa in abbazia e abbeverarsi a questa fonte.